tema dell'Unità d'Italia non viene secondo me affrontato col figlio e col taglio giusto. Il primo è che il risorgimento non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza e che noi oggi siamo ancora in pieno risorgimento. Sui temi, diciamo, veramente centrali, che sono quelli legati allo sviluppo, alla crescita, alla cultura di questo paese, io credo che come docenti, come persone che si mettono ogni giorno in discussione, no? Che non insegnano ma che imparano da queste cose, allora noi abbiamo il compito di approfondire e portare avanti. È stato giusto o sbagliato storicamente? Ha prodotto risultati positivi o negativi? Dobbiamo risvegliare le nostre coscienze, cioè un processo di liberazione deve partire da noi. E come dire, applichiamo quello che è il pensiero di Gandalf, l'interpretazione semplice. Le bombe all'orsini, il pugnale alla mano, a morte l'austriaco sovrano, e noi vogliamo la libertà. Morte a Franz, viva Oberdan, morte a Franz, viva Oberdan. Per la fuga della Calabria come invece l'Italia, il risorgimento è presente in Calabria dal 1799 al 1862. Di Pietro Pozzomani sulla vita sociale e il risorgimento. Mi sono occupato personalmente dell'articolo della rivista mensile delle Due Sicilie, dell'articoletto Non tutti sanno ok. Allora, il potere del brigantaggio nella nostra area della Valle del Calabria. Bene. Vorrei chiedervi se si può parlare di partecipazione ai mondi risorgimentali. Bene. Termine provincia che carica appunto di effetti negativi viene attribuito al mezzogiorno. Allora, il mio lavoro riguarda le donne, la figura femminile, che non spesso è stata valutata, insomma. Parla tanto di federalismo fiscale, di due Italie diverse che viaggiano a una velocità diversa. Sì, della specie della speranza, il bianco se vogliamo delle altre, ma non bisogna dimenticare il rosso, che probabilmente è quello che appartiene un po' più a noi del sud. Il rosso del sangue di chi ha rimesso per appunto per avere l'unità di Allora, io ho fatto una realtà del posto per 4 anni, faccio da quello che sto facendo personalmente è un'analisi critica del libro Terroni di Primo Aprile, che sicuramente conoscerete. Rispetto all'articolo 4 della Costituzione italiana, come lo Stato italiano ha garantito ai cittadini calabresi il diritto al lavoro. Queste nostre ricerche molto spesso sono partite da due libri principali. Abbiamo, diciamo, un po' l'aiuto degli Albrecht, della popolazione albanese. Nei primi anni del XIX secolo l'Italia, o meglio il territorio italiano, era già in possesso di ideali unitari e liberali, nonostante la frammentazione territoriale. Sulla base di queste ideologie in Calabria l'attivismo risorgimentale fu segnato da alcuni episodi. Per esempio l'attentato a Ferdinando del 59 di Agesilao Milano. Soltanto un po' indietro, quindi una decina di anni indietro, i fratelli Bandiera. Per la patria muore, vissuto assai, la fronda della Nord non cambia mai, non langue mai, piuttosto che morir sotto i tiranni, è meglio di morire sul fior degli anni, sul
fior degli anni, è meglio di morire sul fior degli anni, sul fior degli anni. Chi muore che non dà di fama un segno alla futura età, di fama indegno, di fama indegno. Un momento invece giuridicamente importante dell'Unità d'Italia è quello del 48, la Costituzione, in cui incominciamo a snodare identici diritti per tutte le persone. 1848 è un anno di rivoluzione in tutta l'Europa, in Francia. Il monumento a Garibaldi per l'unità. E così spalancai ogni porta e cancello. Al fratello d'Italia ho le piume al cappello. E il fratello divenne il mio boia, ogni donna di casa una troia, per la legge che spoglia Gesù per vestire i Savoia. Ci dirigiamo verso San Demetrio, comunità italo-albanese, dove sorge il collegio di Sant'Adriano, centro culturale del risorgimento calabrese. Qui hanno studiato Cosentino Mortati, Domenico Mauro e tanti intellettuali della provincia della Calabria Citra. I Borboni lo definirono fucina di diavoli. Fucina di diavoli. Perché gli studenti erano rivoluzionari dei diavoli. Il collegio fu trasferito da San Benedettulano 1793. Grazie a Bugliari, un vescovo presidente che dirigeva questo collegio a San Benedettulano. Ecco perché venivano da tutta la Calabria, da tutte le 5 attuali province e qualcuno anche da più lontano, dalla vicina Lucania. Quando Garibaldi liberò la Sicilia, man mano che saliva dalla Calabria, le idee già della rivoluzione francese e liberali erano entrate nel liceo. Gli insegnanti, i professori e gli alunni più grandi erano già imbevuti delle idee rivoluzionarie che venivano dalla Francia, delle idee liberali. E alcuni studenti tra i più grandi del collegio, guidati da qualche loro docente, si unì ai Mille di Garibaldi. Andarono a ingrossare le file di Garibaldi. Erano studenti, ragazzi, come loro, come voi, guidati da qualche loro docente, ma anche dagli altri paesi albanesi dove avevano già studiato qui nel collegio di Sant'Adriano. Arriva al risorgimento italiano con una classe politica, come tu dicevi, che vuole l'unità d'Italia.